Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Essendo giovedì, subito l'appuntamento con Ring per quanto riguarda gli ospiti. Il tema è tutti a Gemona, 50 anni dal terremoto per il raduno degli alpini del Triveneto. Ci saranno Mauro Ermacora, presidente dell'ANA di Udine, Gianni Ciani, sempre dell'ANA di Udine, Stefano Padovan dell'ANA di Palmanova, Paolo Verdoliva, presidente dell'ANA di Gorizia, e poi i nostri colleghi della redazione di Media Nord-Est, Lucio Zannato ed Omar Costantini. Completa la puntata un'intervista con l'onorevole Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia. Ring, come sempre, alle 21:10. Il telegiornale si apre con la cronaca. Dopo l'arresto a seguito dell'anziana truffata ieri in via Pagano, altra operazione a segno da parte della polizia che ha evitato un altro episodio analogo in via Rossetti, arrestando un truffatore che stava per entrare nell'appartamento di un'altra potenziale vittima. Truffe, truffe e ancora truffe. Interventi di polizia e carabinieri dedicati quasi esclusivamente ad episodi di raggiro riusciti o tentati nelle ultime settimane a Trieste. Ieri vi abbiamo raccontato dell'episodio di via Pagano a Colonkovec. Fortunatamente in questa occasione l'uomo, che si era finto carabiniere chiedendola mai capitata di vedere tutto l'oro che aveva in casa, poiché possibile provento di una rapina, è stato arrestato, anche se non è ancora chiaro se sia stato possibile recuperare e riconsegnare il maltolto. Altri 2 colpi ad opera di una vera e propria organizzazione di professionisti sono stati tentati in via Rossetti. Abbiamo un problema con l'audio del primo servizio. Allora adesso occupiamoci del sopralluogo a Casa Caccia questa mattina da parte della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Trieste. Il Comune attualmente desidera vendere l'immobile di Casa Caccia e metterlo appunto sul mercato privato, un mercato privato che è diventato inaccessibile alle cittadine e ai cittadini, anche in virtù di quello che è stato un progressivo aumento dei canoni di locazioni dovute in larga misura alla turistificazione della città e agli affitti brevi. È stato innescato da questo rilievo di Adesso Trieste il sopralluogo della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Trieste a Casa Caccia, il palazzo d'angolo simbolo di Largo Barriera che al pian terreno ospita lo storico negozio di calzature Donda, l'imponente edificio ottocentesco a 4 piani, divenuto parte del patrimonio comunale a seguito di un lascito, in realtà non verrà inserito nel piano alienazioni del Comune e si lavora a un progetto per la sua ristrutturazione, come comunicato proprio in occasione dell'incontro dall'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi e dal presidente della 4ª commissione Lorenzo Giorgi. È utile questa commissione per finalmente stanare una polemica che non ha senso. Casa Caccia non è in vendita, Casa Caccia non è nel piano di azione del Comune. I negozi sotto hanno il loro contratto, stiamo ragionando sulla sede ex Unicredit, per cui stiamo valutando con attenzione quella che può essere il futuro migliore. Tanti lavori da fare internamente al palazzo che, pur facendo bella mostra di sé, presenta condizioni di fatiscenza e impianti inadeguati che rendono necessario un progetto quanto mai ambizioso per la sua ristrutturazione, anticipato così a Tele4. Oltre 10 milioni di intervento per andare a ristrutturare l'intero immobile. In questo momento abbiamo 26 alloggi liberi, alcuni in condizioni pessime di manutenzione, quindi non è possibile affittarli. Sono immobili anche molto grandi, immobili che non hanno certificazioni sugli impianti, immobili che non hanno un accesso con l'ascensore, quindi capite la difficoltà anche poi di porli in locazione. Ma una soluzione ci viene data dal governo attraverso il piano Casa 2026, ci sarà la possibilità per gli enti locali di poter attingere a risorse importanti per andare a riqualificare immobili per finalità abitative a canoni agevolati e quindi lavoreremo in questo senso nei prossimi mesi. È stata presentata dal gruppo triestino di Azione una proposta viabilistica interna per ovviare al problema del flusso di tir che giornalmente si riversa in via Svevo e sulle altre arterie cittadine prossime alla zona portuale. Intervento necessario, secondo i rappresentanti, in vista dell'avvio dei lavori per la stazione ferroviaria di Servola.
Una bretella d'emergenza per ovviare al caos tir in via Svevo, collegato alla movimentazione del porto, in particolare dalla piattaforma logistica, che diventerà ancora più problematico con l'avvio dei lavori per la stazione ferroviaria di Servola, con conseguente chiusura di via Dalviano. La proposta da attivare temporaneamente in attesa della futura nuova rampa di accesso alla superstrada, che servirà anche il futuro Molo Ottavo, ma per il cui realizzo i tempi non saranno brevi, arriva dal gruppo triestino di Azione. A questa criticità si somma oggi l'annunciata chiusura di via Dalviano per 9 mesi, quindi lo spostamento di tutto il traffico che oggi percorre via Dalviano, compreso quello dei cittadini ma anche quello dei tir e degli autobus, su via Svevo, quindi un raddoppio come minimo del traffico su via Svevo, e si aggiungerà, visti gli imminenti annunci dell'avvio del cantiere già nei prossimi mesi, si aggiungerà tutto il traffico derivante dal cantiere dell'ex area ferriera. Il progetto prevede l'utilizzo di strade interne al porto esistenti attraverso un accordo con i concessionari, con l'apertura di varchi e il coinvolgimento della protezione civile regionale per gli interventi minimi necessari. L'inizio di questo percorso corrisponde all'attuale varco dell'autorità portuale in fondo a via Herrera. Si tratterebbe di percorrere una prima tratta parallelamente all'impianto fotovoltaico che sta realizzando a Cegas. Attraverso un varco già esistente da riaprire si entrerebbe nell'area Seastock. Dall'area Seastock si arriverebbe sempre rimanendo nell'area recintata nel perimetro dell'autorità portuale, si passerebbe all'area della ferriera. Da qui, con un percorso evidentemente esistente, perché si tratta delle strade interne allo stabilimento della ferriera che non sono state demolite, si arriverebbe direttamente in piattaforma logistica. Dalla piattaforma logistica ci sarebbe un varco da attraversare, che è corrispondente al varco esistente dello scalo Legnami. Ci sarebbe un piccolissimo tratto che viene già oggi utilizzato dai camion di viabilità cittadina, di quello, diciamo, l'incrocio per l'ingresso all'area Gaslini, e da lì, attraverso quel binario che esiste, che oggi è abbandonato, si potrebbe, con l'istituzione di un ulteriore varco e con la sistemazione del fondo, permettere ai mezzi su gomma di arrivare direttamente al Molo Settimo. Il commissario De Grassi è collegato con noi dalla sala operativa della Polizia Locale. Gli cedo subito la linea per le consuete comunicazioni riguardo traffico e viabilità cittadini. Sì, buongiorno Bosazzi, a lei e a tutti i telespettatori in ascolto. Diciamo una giornata, ma come sempre un po' movimentata. C'è la chiusura, ricordo, lo saprete anche voi, della via commerciale nel tratto compreso tra Piazza Casali e via Sant'Anastasio. C'è stato un po' di rallentamenti, sono stati un po' di rallentamenti nelle ore di punta. Poi il traffico ha assunto proporzioni abbastanza normali. Ricordo appunto che la via Sant'Anastasio è aperta in salita, perciò per raggiungere la commerciale si può transitare lungo la piazza Libertà, prendere a Sant'Anastasio, arrivare in via commerciale e salire da questa, mentre per chi proviene dall'altipiano deve usufruire della via Pauliana per scendere verso città. Abbiamo il nostro personale comunque sul posto che monitora la situazione. Questa mattina ci sono stati anche dei lavori semaforici o piscina in zona Bonomesca del Santa, anche non abbiamo avuto segnalazioni di particolari problemi. Fortunatamente nessun incidente verificatosi mattinata, o almeno non rilevato da noi, ma rileviamo praticamente tutti gli incidenti che accadono in città. Traffico, ripeto, nella norma, a parte questi rallentamenti nelle ore di punta. La Galleria Carso è sempre chiusa in direzione Trieste. Questa sera abbiamo in nota alle 19 una partita amichevole di basket tra nazionale italiana e slovena, però under 17, perciò non credo ci sarà grosso afflusso di pubblico. Invece per domani, l'ho già detto stamattina, ma adesso abbiamo anche il percorso, domani è previsto un corteo che dovrebbe partire alle 18 da Riva Traiana e poi praticamente impegnerà tutta la città, perché tutte Ottaviano Augusto, Lazzaretto Vecchio, Piazza Venezia, Riva Sauro, Riva Mandracchio, Tommaseo, Canal Piccolo, Piazza della Borsa, Corso Italia, Piazza Goldoni, Fabra, Carducci, Crispi,
Murati, insomma praticamente tutta città. E perciò creerà non pochi disagi, a prescindere da quante persone ci saranno in questo corteo. Non occorrono tante per provocare disagio, perciò consiglio come sempre in questo caso dalle 18 in poi evitare di andare in città almeno con mezzi propri o limitarsi a posteggiare in qualche zona diciamo più periferica. Al momento, ripeto, se non l'ho già detto, non abbiamo nessun intervento in atto, il traffico, da quanto posso vedere dalle telecamere, è al momento proprio tranquillo, quindi vi restituirei la linea. Grazie commissario De Grassi, buona giornata e buon lavoro. Nel frattempo, grazie commissario, nel frattempo abbiamo recuperato il servizio su un'altra operazione a segno da parte della polizia che ha evitato un altro episodio di truffa ai danni di una persona anziana. Comunque vediamo il servizio. Truffe e ancora truffe. Interventi di polizia e carabinieri dedicati quasi esclusivamente ad episodi di raggiro riusciti o tentati nelle ultime settimane a Trieste. Ieri vi abbiamo raccontato dell'episodio di via Pagano a Colonkovec. Fortunatamente in questa occasione l'uomo, che si era finto carabiniere chiedendo la mai capitata di vedere tutto l'oro che aveva in casa, poiché possibile provento di una rapina, è stato arrestato, anche se non è ancora chiaro se sia stato possibile recuperare e riconsegnare il maltolto. Altri 2 colpi ad opera di una vera e propria organizzazione di professionisti sono stati tentati in via Rossetti e in via di Prosecco a Opicina. Nel primo caso la telefonata dei truffatori è stata intercettata da un parente della potenziale vittima che, riconosciuto il tentativo dei criminali, ha allertato il 112. Dunque, quando il malintenzionato si è presentato alla porta di casa, è stato fermato e ammanettato sul posto dagli agenti che lo hanno portato in stato d'arresto in questura. Anche nel caso di Opicina, l'uomo che ha ricevuto la telefonata dei finti carabinieri si è reso conto del tentativo di truffa di fronte alla richiesta di visionare gli oggetti preziosi presenti nell'abitazione. Anche in questo caso è stata allertata la polizia. Purtroppo i malfattori non si fermano nemmeno di fronte a casi di persone disabili. Emblematico l'altro episodio andato in scena in via Giulia, dove una non vedente è stata circuita da una coppia di truffatori capaci di portarle via 20.000 euro fra contanti e preziosi. Torna insieme il progetto del Comune dedicato alle realtà che operano nel settore sociale. È giunto alla 4ª edizione e cresce nel numero degli appuntamenti. 6 eventi, ma un unico filo conduttore: l'attenzione alle persone con fragilità. Così l'assessore comunale alle politiche sociali Massimo Tognolli sintetizza l'edizione 2026 di Insieme, il progetto del Comune rivolto a tutte le realtà cittadine che si occupano di inclusione e che è stato presentato oggi nella sala del Consiglio Comunale, gremitissima. Insieme è giunto alla 4ª edizione e già lo scorso anno l'iniziativa si era modificata rispetto a quelle precedenti: 2 serate, una dedicata allo spettacolo, preceduta da una tavola rotonda che ha dato voce alle realtà del territorio. Quest'anno Insieme cambia ancora fisionomia. Insieme si trasforma e da evento diventa un vero e proprio contenitore di attività culturali dedicate alla fragilità. 6 eventi in 6 luoghi diversi, oltre 30 associazioni, oltre 300 protagonisti sui palcoscenici. Si parte il prossimo 24 giugno con gli Stati Generali dei Servizi Sociali del Comune di Trieste. A settembre si replica la tavola rotonda interamente dedicata al terzo settore, laddove il consueto appuntamento con lo show inclusivo slitta a novembre, sempre a Rossetti. Ancora a novembre una mostra d'arte al Magazzino 26, poi 2 appuntamenti anche nel 2027, uno dedicato all'affido e a marzo un evento di sintesi dell'attività svolta dal Comune, un focus sui servizi sociali. Il sociale e anche la nostra città sono attesi da tante sfide importanti e difficilissime. Ebbene, io sono convinto che queste sfide potranno essere affrontate nella maniera migliore solo se sapremo farle insieme. Debutta domani al Politeama Rossetti lo spettacolo d'apertura del Festival Internazionale dell'Operetta. Si tratta di Ballo al Savoy, uno dei titoli della piccola lirica che ammiccavano già al musical d'Oltreoceano.
Si prova al Politeama Rossetti. Venerdì e sabato l'Associazione Internazionale dell'Operetta apre l'edizione 2026 del festival con Ballo al Savoy, musiche di Paul Abram su libretto di Alfred Grunwald e Fritz Lohner-Beda. Amorazzi, intrighi, chi più ne ha più ne mette, poi come sempre ci sarà tanto da bere, soprattutto tanto da sgambettare, quindi con i nuovi ritmi, ma soprattutto tanto da divertirsi. Al solito dunque la vicenda si dipana secondo i canoni tipici della piccola lirica, si parla di tradimenti più immaginati che reali, di identità nascoste, di maneggi, c'entra molto anche il caso. Pure Ballo al Savoy, rappresentato per la prima volta nel 1932 a Berlino, è uno di quei titoli che fanno da ponte appunto fra l'operetta e il musical, che in quegli anni andava magari ancora lentamente affermandosi partendo da oltreoceano. Tiene dell'operetta tutti i ritmi classici, il tradizionale valzer, tutto quello che è il retaggio appunto della grande operetta asburgica, no? Del grande Lear, del grande Kalman, ma in realtà che cosa ha di nuovo? Tutti i nuovi ritmi che arrivavano appunto nel 1930 da oltreoceano, la cosiddetta musica jazz, no? Che contamina in modo assoluto anche i più classici autori di piccola lirica. In scena, oltre a Binetti, anche regista dello spettacolo, Mattias Neglia, Veronica Foia e la compagnia stabile dell'associazione, Marzia Postogna, Ilaria Zanetti, Gualtiero Giorgini e Julian Sgherla. La FVG Orchestra è diretta da Romolo Gessi, il coro è affidato ad Andrea Mistaro e le coreografie sono firmate da Noemi Gaggi. In produzione Rossana Poletti. Gli spettacoli inizieranno alle 20:30. Adesso andiamo in pubblicità, quando ritorniamo abbiamo altri servizi per cui rimanete in nostra compagnia. Rientriamo in studio, vi ricordo l'appuntamento con Ring delle 21:10, Alpini tutti a Gemona, 50 anni dal terremoto, è l'argomento della puntata a cui parteciperanno Mauro Ermacora, Gianni Ciani e Stefano Padovan, presidenti dell'ANA di Udine e di Palmanova. Gianni Ciani è componente dell'ANA di Udine, mentre ci sarà anche Paolo Verdoliva che è il presidente dell'ANA di Gorizia. Ancora i nostri colleghi di Media Nord-Est, Lucio Zanato ed Omar Costantini. Quindi un'intervista con Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia. Da domani sera credo che in realtà non è ancora pronto questo servizio. Allora, vediamo il via libera da parte del Consiglio delle Autonomie Locali alla manovra di assestamento estivo della Regione, che prevede al momento 624 milioni di euro destinati a imprese, infrastrutture, ambiente, agricoltura e sanità. La manovra di assestamento estivo del bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia mette sul piatto al momento 624 milioni di euro, una dotazione destinata a crescere durante l'iter consiliare che si concluderà a luglio. Il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole unanime del Consiglio delle Autonomie Locali. La quota più consistente riguarda infrastrutture e territorio con 186 milioni di euro, seguita da attività produttive e turismo 104 milioni di euro, ambiente ed energia 85 milioni, risorse agroalimentari, forestali e ittiche 70 milioni e sanità 55 milioni. Completano il quadro 36 milioni per cultura e sport, 27 per patrimonio e sistemi informativi, 13 milioni di euro per lavoro, formazione e istruzione, 3 milioni 400 mila euro per la protezione civile e 3 milioni 300 mila euro per le autonomie locali. Gli investimenti come leva per lo sviluppo, l'attenzione particolare anche al settore produttivo attraverso iniezioni di risorse in termini di liquidità per le imprese anche agricole. Questo è un segnale che ha sempre contraddistinto il nostro sistema economico grazie all'utilizzo dei fondi di rotazione e al rafforzamento delle linee finanziarie per i confidi anche in termini di garanzia e di contribuzione integrativa. Previsti inoltre fondi per il sostegno alle imprese, l'accesso al credito, la filiera agroalimentare, la sicurezza idrogeologica, le comunità energetiche, la viabilità e il sostegno alle locazioni. In ambito sanitario sono stanziati 55 milioni con risorse dedicate anche a progetti di prevenzione oncologica e al diabete. E poi c'è un'attenzione che viene rivelata assolutamente importante da parte del rapporto, oltre che sull'export anche sul turismo, un settore di grande traino e di sviluppo di questo territorio, dove continuiamo a ritenere che ci siano potenzialità ancora inespresse ma che sono ormai attenzionate dai tanti curiosi e turisti per una vacanza che non sia soltanto per le famiglie ma anche per i singoli, all'insegna del turismo lento, ma non solo, della riscoperta di siti naturali piuttosto che di siti di interesse storico ed archeologico.
Importante incontro con istituzioni e portatori di interesse sul futuro del servizio idrico integrato. Acegas APS AMGA punta a proseguirne la gestione. Avendo dato, a nostro avviso, e dando un servizio eccellente, ma questo ce lo dicono il regolatore, ce lo dice ARERA, ce lo dice chi come autorità dà ogni anno 2 anni le pagelle ai gestori italiani, per questo puntiamo a continuare a fare bene il nostro mestiere per cercare di dare la migliore acqua a questa città. Dopo una gestione trentennale del servizio idrico a Trieste, nel 2027 il contratto con Acegas APS AMGA andrà in scadenza, ma l'obiettivo della multi-utility è chiaro: continuare a gestire il servizio. Oggi l'incontro dal titolo Acqua di Trieste, una storia che guarda avanti, nella sede operativa di Via Svevo. Un momento di confronto che ha coinvolto istituzioni, mondo accademico e portatori di interesse del comparto idrico e dei servizi pubblici locali per offrire una riflessione ampia sulle sfide che attendono il servizio idrico integrato. Il dibattito verte sul rinnovo della concessione del servizio. La procedura per la gara pubblica europea è già stata avviata. Certo, è già iniziata la procedura di gara per i prossimi 10 anni, quindi 28-38, però questo non esclude altre formule. La politica della Regione è di avere un unico servizio idrico e un unico servizio rifiuti. Trieste è un'eccezione perché la proprietà della rete idrica è della Acegas, quindi in questa eventuale gara chi dovesse vincerla deve pagare alla Acegas una cifra che loro stimano a 180 milioni, vanno verificati, comunque sono cifre molto importanti. Quindi diciamo che su Trieste la cosa è anomala, va detto però che il servizio è buono. 190 milioni di euro sono il valore stimato di rimborso che il subentrante, qualora non si proseguisse con Acegas, dovrebbe versare alla multi-utility, cifra che rappresenta il valore residuo di investimenti effettuati negli anni e non ancora ammortizzati sul territorio, ma come si diceva l'obiettivo di Acegas è quello di restare. Ma certamente perché pensiamo di essere in grado di dare anche per il futuro un ottimo servizio, di fare gli investimenti importanti che serviranno per questo territorio, per traghettare nei prossimi decenni Trieste all'interno di un contesto di sicurezza, di resilienza idrica, in un momento in cui il cambiamento climatico sta effettivamente cambiando molte cose. Dal canto suo il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza plaude al lavoro svolto da Acegas fino ad ora. Chi gli dà 190 milioni alla Acegas? Io credo che la Acegas deve continuare a gestire come abbiamo fatto in questi anni, prima con Illy, adesso con Di Piazza, ripeto, negli ultimi 30 anni abbiamo fatto delle cose bellissime. Muggia scarica a Trieste, prima scaricava a mare Muggia, San Doligo scarica a Trieste, depuratore, ripeto, abbiamo uno dei migliori depuratori d'Europa, questo andava fatto e quello abbiamo fatto. Avanti. Da domani sera dunque steward e vigilanza privata affiancheranno le forze dell'ordine nei weekend nelle zone della Movida di Trieste, Udine e Pordenone, il tutto grazie ad un finanziamento regionale. Il servizio adesso dovrebbe essere pronto e possiamo farvelo vedere. Da questo fine settimana prenderà il via Trieste, Udine e Pordenone il progetto di presidio della Movida cittadina con steward e vigilanza privata. La sperimentazione durerà inizialmente un mese ed è finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso fondi destinati a Confcommercio e FIPE regionali. L'obiettivo è rafforzare la sorveglianza nelle aree più frequentate e sensibili delle città del territorio, dove negli anni si è manifestata la necessità di interventi più incisivi per prevenire episodi di degrado, vandalismo e violenza. Fin dall'inizio l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti ha precisato che l'iniziativa non punta a sostituire le forze dell'ordine, ma a fornire loro un supporto aggiuntivo nelle attività di prevenzione e controllo. Non è possibile accettare che certe zone della città vengano percepite come insicure. Da qui l'esigenza da parte dell'amministrazione regionale di fare tutto quello che è nelle proprie capacità per poter affrontare questo fenomeno in ausilio alle tradizionali forze dell'ordine. Non possiamo pensare di distogliere continuamente le forze dell'ordine che hanno un compito di controllo del territorio, dell'intero territorio provinciale, semplicemente per la Movida. Nel dettaglio la Regione ha attivato una linea di finanziamento che assegna 1 milione di euro a Trieste, 500.000 euro a Pordenone e 1,5 milioni di euro a Udine. Confcommercio e le federazioni dei pubblici esercenti potranno attivare servizi
servizi di vigilanza privata qualora emergesse la necessità di intensificare i controlli nelle ore serali e notturne nelle zone più frequentate. Il progetto è stato presentato oggi nel corso di un incontro che ha riunito prefettura, questura, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, FIPE, comune e regione, a conferma del coordinamento tra istituzioni, forze dell'ordine e categorie economiche coinvolte. L'addetto ai servizi di controllo di cosa si occupa? Della sicurezza del locale, delle persone moleste, di tutto questo genere di cose. Siccome noi già facciamo molti servizi di movida, diciamo che loro sono un'antenna in più che ci aiuta a intervenire nei momenti in cui magari qualche cosa da persona molesta può degenerare in persona problematica. A Trieste il servizio partirà già da domani sera. Nel primo mese di sperimentazione, ogni venerdì e sabato 12 operatori presidieranno l'area compresa tra Piazza Ponterosso e via Lazzaretto Vecchio. A coordinarne l'attività sarà un funzionario della Polizia di Stato, dal momento che la vigilanza privata opererà a supporto dei servizi già predisposti dalle forze dell'ordine e non in autonomia. L'attenzione non sarà rivolta soltanto al centro cittadino. Tra le aree monitorate figura anche Barcola, particolarmente frequentata durante il periodo estivo. Il 1° di luglio avremo anche un piccolo rinforzo di poche persone che però noi destineremo alla zona di Barcola, nella quale ovviamente in questo periodo si concentra divertimento e un filo di eccesso di divertimento. È tutto per questa edizione, vi ricordo che ci vedremo alle 17:55 con Trieste in diretta, poi alle 19:30 con il telegiornale della sera e alle 21:10 con Ring. Buon pomeriggio, a più tardi.